Giorno 68. Giorno 10. Marta, tu come riassumeresti questa giornata in una frase? L'inferno esiste davvero. Oh, prima o poi dovevi scoprirlo. Sveglia alle 5:30, carichi di acqua e di buon umore, perché ancora non sapevamo che cosa ci aspettasse. Dopo i primi chilometri, infatti, abbiamo scoperto che avremmo dovuto camminare in una zona desertica, in salita, sotto al sole, contro vento, per più di 30 chilometri prima di trovare un paese con un alimentari. E stavamo finendo il cibo. Marta era preoccupata per i suoi piedi e io ero preoccupato per Marta, ma nonostante tutto alla fine siamo giunti a Bedario proprio prima che il supermercato chiudesse, così siamo riusciti a rifornirci e ad accamparci. Per fortuna questo non succederà mai più. Non sarei troppo sicuro. Buon appetito!